Per chi non mi conosce mi presento, sono in capo area del Triveneto per Calos. Oggi vi parlo ancora una volta di salute e di benessere delle piante attraverso le piante e in particolare oggi di due strumenti che possono essere impiegati a supporto della difesa antipernosporica. Calos si occupa da tempo di nutrizione delle piante già da più di 20 anni con lo sviluppo di diverse linee di prodotti, in particolare una linea di prodotti, la linea Benestar. Si è occupata negli ultimi anni della ricerca e di sviluppo di biostimolanti, di induttori di difesa che abbiano come primo scopo il benessere e la salute delle piante attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione del metabolismo vegetale stesso e in particolare del sistema immunitario e della sua reattività. Sappiamo infatti che è possibile attivare il sistema immunitario vegetale attraverso l'utilizzo di elicitori che vengono riconosciuti dalle cellule vegetali e danno luogo a diversi tipi di risposte. Possono essere sistemiche con l'entrata in campo di ormoni diffusibili oppure di altre strategie metaboliche, oppure possono essere delle risposte estremamente localizzate e intense. In entrambi i casi però le risposte saranno sempre temporanee e vanno a scemare nell'arco di 7-10 giorni. Negli ultimi anni abbiamo imparato che le interazioni tra gli induttori e altri principi attivi che vengono utilizzati nelle varie strategie di difesa non sono di tipo fisico, ma sono di tipo metabolico, cioè vanno a interessare quelle che sono le risposte a valle del riconoscimento del licitore. E questa è una dinamica molto interessante, rende interessante l'integrazione di questi strumenti appunto con gli altri principi attivi impiegati. Le risposte immunitarie possono poi essere differenti a seconda dell'elicitore che viene impiegato. Se è un elicitore che ha una particolare specificità, quindi più affine dal punto di vista strutturale ad alcuni tipi di patologie, ci saranno delle risposte immunitarie particolarmente specifiche e intense con la produzione di proteine di patogenesi relative e funzionali a quella determinata patologia e reazioni immunitarie particolarmente potenti, molto spesso localizzate al sito di infezione perché hanno lo scopo di andare ad arginare, a contenere, ad evitare l'ulteriore sviluppo di una determinata, quindi di quella determinata patologia. D'altro canto ci possono essere invece degli elicitori un po' più generici, oppure anche degli stimoli ambientali che vanno a dar luogo invece a delle risposte di tipo aspecifico, con la produzione invece di metaboliti antimicrobici un po' più ad ampio spettro e delle reazioni immunitarie diffusibili, modulabili, spesso è così sistemiche, perché hanno proprio lo scopo di andare a rendere la pianta meno suscettibili ad attacchi successivi. Quindi a predisporla ad essere più forte, quindi hanno un'azione prevalentemente preventiva. Di oggi io vi presento due elicitori immunitari di Calos che hanno proprio due strade complementari ed integrabili nell'andare a stimolare il sistema immunitario. Un elicitore è un prodotto, uno strumento, è Omistar, che dà luogo, una volta riconosciuto, una risposta specifica con produzione quindi di PR proteine, un riconoscimento che dà appunto una direzione più antipernosporica alla pianta, con in alcuni casi anche una reazione ipersensibile. Dall'altra parte invece abbiamo Repente, un altro strumento in grado di elicitare il sistema immunitario in modo però aspecifico che determina per lo più una produzione di fitoalessine. In entrambi i casi i due elicitori non hanno nessun effetto sul patogeno, agiscono solo indirettamente e come già detto in precedenza l'azione immunitaria che si espleta è assolutamente temporanea, in caso va ripristinata in caso di necessità. Entrando un pochino più nel dettaglio, Repente sfrutta una tecnologia di attivazione aspecifica attraverso la presenza di microelementi in soluzione che vengono così rapidamente assorbiti all'interno del nucleo vegetale, che stimolano quindi in modo specifico appunto la produzione di fitoalessine. Quindi parliamo appunto di uno stimolo generico, uno stimolo immunitario che però proprio per la sua natura è più diffusibile e sistemico grazie anche alla traslocazione all'interno della pianta di questi microelementi. Nello specifico parliamo di manganese e di zinco che all'interno di questo prodotto sono in soluzione assemblati e complessati con i lignin sulfonati e ricordo che questo prodotto è ammesso in agricoltura biologica. Abbiamo invece un altro strumento, Omistar,
che parliamo in questo caso di induzione specifica, estratti vegetali che contengono un'alta concentrazione di lieviti e di carbossilammine. In questo caso parliamo di un elicitore, gli estratti di lieviti che hanno una maggiore affinità strutturale con gli omiceti, che determinano quindi un riconoscimento più specifico. Carbossilammine invece sono dei propulsori metabolici di quella che è questa via immunitaria, che determina una produzione più localizzata appunto di proteine, possiamo definire antiperonosporiche, direttamente prodotte dalla pianta, in modo efficiente nell'arco di 24-48 ore. In presenza della malattia, e per questo intendo i primissimi stadi della malattia oppure nel corso della malattia, quindi in presenza del patogeno, qualora io vada ad andare ad elicitare la pianta, è possibile che questa reazione immunitaria passi ad uno step successivo, cioè portando a un'iperossidazione che determina la cosiddetta reazione ipersensibile localizzata, cioè la morte cellulare programmata delle cellule che sono interessate appunto dal sito di infezione e che hanno proprio il ruolo di andare a contenere e a gestire lo sviluppo dell'infezione stessa, che ha bisogno di cellule vitali per poter proseguire. Omistar è un biostimolante, cioè un prodotto ad azione specifica, come già detto in precedenza, si tratta di estratti vegetali che vanno a migliorare, a supportare questo tipo di attivazione immunitaria, e anche questo è ammesso in agricoltura biologica. Chiaramente per la natura di questi due elicitori, l'abbiamo detto, una natura indiretta, non va in alcun modo ad aggredire direttamente la patologia. È chiaro che questi sono due strumenti che vanno ad integrare, a supportare le altre strategie di difesa, possono essere altri appunto principi attivi, e nelle varie sperimentazioni abbiamo supportato questa ipotesi, per esempio con l'abbinamento di repente con prodotti di copertura, come in questo caso di prodotti rameici, dimostrando che c'è un aumento dell'efficienza dei prodotti di copertura, appunto perché lo supportiamo in una maniera alternativa endogena, ma anche la possibilità insomma di andare a modularne la dose. La cosa interessante è che in step successivi abbiamo abbinato a questa diade anche Omistar, quindi appunto un altro strumento immunitario, e i risultati hanno dimostrato che c'è ancora un ulteriore incremento di efficienza, confermando che c'è e sussiste quindi una sinergia positiva tra questi due induttori, proprio perché abbiamo attivato due vie metaboliche immunitarie separate e distinte, ma che possono in qualche modo integrarsi, e quindi questo chiaramente lo rende molto interessante sia per l'utilizzo in contemporanea, ma anche per ulteriori altre soluzioni di integrazione metabolica. Una per esempio, che vado a citare, è un'interazione positiva che ormai da diversi anni abbiamo riscontrato tra Omistar e l'utilizzo di fosfiti e fosfonati, che già insomma da diverso tempo hanno dimostrato di migliorare insieme in modo notevole con l'efficienza dei prodotti a cui si sono abbinati. Anche in questo caso è stato utilizzato del rame di copertura, sia per quanto riguarda appunto il singolo trattamento che per quanto riguarda poi confronti tra i singoli principi attivi, quindi l'Omistar e il fosfonato, utilizzati poi con lo stesso prodotto di copertura, dando uno spunto interessante per quello che riguarda poi l'integrazione nei vari protocolli di difesa. Entrando nel dettaglio quindi del posizionamento tecnico, parlando di repente, quindi ricordando la sua azione assolutamente preventiva ma comunque migliorativa, essendo appunto uno stimolo immunitario generico, un po' con tutte le strategie di difesa integrate o biologiche, può essere impiegato tranquillamente in tutte le fasi fenologiche, ma noi suggeriamo in particolare l'impiego nelle primissime fasi, perché questo può rappresentare una buona partenza, dare uno stimolo immunitario totalmente sostenibile anche in presenza di una piccola superficie vegetale, ma che già può andare a preparare e a sostenere la pianta anche nelle prime fasi, che spesso e volentieri sono già ancora complicate e complesse, e nell'ultima fase invece, quella a ridosso dell'invaiatura, per andare a supportare anche in questo caso la difesa, grazie alla sua attività comunque temporanea di assenza di residualità, sicuramente questo lo rende interessante. Il dosaggio va da 1 a 3 litri ettaro, può essere modulato sia in base alla superficie vegetale da trattare, ma anche in base all'intensità dello stimolo immunitario che vogliamo dare, cioè andandolo a concentrare possiamo ottenere una risposta immunitaria più potente, più forte, più efficiente.
Per quello che riguarda invece Omistar, la sua attività specifica e la sua tempistica di attivazione lo rendono un induttore più idoneo a supportare le strategie di difesa nella fase della gestione delle infezioni primarie, quindi dai grappoli separati fino alla legagione. E considerando sicuramente la sua azione preventiva, ma anche di supporto nel contenimento di eventuali sviluppi della malattia, per i cui contesti suggeriamo l'utilizzo di interventi anche ravvicinati, anche a 4-5 giorni. Anche in questo caso il dosaggio è modulabile, va da 1 a 3 kg per ettaro, c'è un effetto dose, quindi anche in questo caso di aumento di efficienza, aumentando la concentrazione dell'induttore. Segnaliamo che in presenza anche di altri principi attivi con i quali c'è una sinergia positiva interessante, può essere anche in questo caso gestito il dosaggio. Ricordo che appunto non c'è residualità e non c'è in alcun modo fitotossicità, e la miscibilità con tutti i principi attivi è già stata convenuta e testata. In conclusione, Repente e Omistar sono in grado di stimolare il sistema immunitario vegetale ad attivarlo a supporto della difesa antipronosporica. Entrambi inducono la produzione di sostanze antipronosporiche naturali in modo differenziato ma complementare ad altri principi attivi e anche fra di loro. Possono integrare con versatilità le diverse strategie di difesa, valorizzandole con sinergia ma senza residualità. Io vi ringrazio per l'attenzione e ho terminato il mio intervento.